Domenica 9 febbraio si sono giocate le finali interprovinciali Under 19 maschili. Il trofeo dedicato ad Alex ed Elena Biasin ha dato come sempre buone indicazioni sui livelli raggiunti in provincia dal nostro settore giovanile. A Pratte si è giocata la finale per il terzo e quarto posto tra le compagini dell'Astra Volley e del Vision Volley. Dopo un primo set ad appannaggio del Vision Volley si risvegliava l'Astra Volley che vinceva per 3-1. Nella finale per conquistare l'ambito trofeo a San Giustino in Colle, il Monselice Volley 86 veniva impegnato da un buon Campodarsego Volley solo nel primo parziale, ma la maggiore efficacia in battute in attacco gli ha permesso di vincere con un netto 3-0. Le impressioni a caldo della squadra vincente. Rappresenta un ottimo traguardo per la nostra squadra che sta lavorando duramente su 2 campionati, perché facciamo sia la Serie D che l'Under 19, e direi un ottimo risultato e soprattutto un segno che i ragazzi stanno crescendo, che è quello che ci interessa prima di tutto. Un livello abbastanza buono, ho visto buone individualità e buon lavoro sulla tecnica da parte degli allenatori di tutte le squadre. Siamo impegnati molto durante gli allenamenti e anche in tutto il campionato. Sono stati degli alti e dei bassi, ma siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo che avevamo fin dall'inizio, e anche se facciamo 2 campionati, che comunque la cosa è molto difficile, quindi siamo abbastanza contenti. Allora noi siamo soddisfatti del risultato, perché nel maschile è già difficile ottenere una partecipazione dei ragazzi, quindi arrivare a vincere un titolo interprovinciale, anche se non è un titolo regionale, sicuramente ci dà molta soddisfazione. In questa ottica noi abbiamo anche ampliato la nostra collaborazione e già da 2 anni con Solesino stiamo facendo insieme delle squadre anche maschili, cioè soprattutto maschili per noi. Loro hanno il femminile ma noi facciamo maschile. E quindi l'obiettivo è quello di crescere nell'ambiente soprattutto della Bassa una società che possa in qualche modo esprimere dei valori fra i ragazzi, soprattutto per raggiungere degli obiettivi importanti in prospettiva anche della nostra Serie B, che è sicuramente una delle 3 realtà che fanno B1 nel Veneto. Sicuramente un'esperienza importante anche per i ragazzi del Campodarsego Volley, anche se non sono riusciti a far loro la finale. Sicuramente non è che ci appaga molto il risultato di oggi, però tutto il lavoro che abbiamo fatto e essere arrivati comunque nella finale, aver giocato anche gli spareggi per andare ai regionali, è un buon risultato per il lavoro e per gli obiettivi che ci eravamo posti a inizio anno con l'allenatore. Ma al Campodarsego maschile manca poco o niente, manca solo un po' di intanto una struttura a Campodarsego che non c'è, questo è fondamentale, una palestra dove ci sia un palazzetto dove possa fare anche l'aggregazione alla squadra, tutte le categorie. Il resto c'è una dirigenza fantastica, un gruppo di lavoro che se ne trovano pochi in giro, siamo fra le più grandi società del Veneto come iscritti, e a livello di giovanile stiamo gettando le basi per arrivare a andare avanti ancora di più oltre le provinciali e arrivare anche a farci sentire nelle regionali, come abbiamo già fatto con qualche gruppo Under 14, Under 13 qualche anno fa. Al termine della finalissima si è svolto il rito delle premiazioni. Sono stati premiati anche i migliori giocatori per ruolo del trofeo e tutte e 4 le squadre hanno potuto vantare nelle proprie fila almeno una nomination. Non potevano e non volevano mancare i genitori di Alex ed Elena Biasin, che come al solito hanno voluto commemorare la scomparsa dei loro figli, contribuendo con premi personali ai giocatori, e Degno Biasin ne ha spiegato le motivazioni. Quando io ho visto mio figlio che una volta ha preso un premio del genere per ruolo, lo faceva contento, lo faceva adorare tutte le sere sulla sua cameretta, quindi per me è una soddisfazione per tutti i ragazzi. Questo torneo ha dimostrato che le società sportive riescono a supplire con la loro passione al difficile momento economico per lo sport, sfornando ancora atleti di buona qualità. Non dimentichiamo questi ragazzi che sanno sacrificare buona parte del loro tempo per cercare sempre nuovi obiettivi.